Siamo a Capopeloro, nel parco appena finito dedicato alla riserva naturalistica di Capopeloro. Questo è il capannone in cui costruivano gli aliscafi fino a qualche anno fa. Siamo nella parte più estrema della Sicilia, a nord-est. Questo è il pilone dal quale per quasi 50 anni è stata esportata l'energia elettrica prodotta in Sicilia, in Italia, fino a Torino, fino a Milano, al triangolo industriale, e a qualche volta anche venduta all'estero. La produzione siciliana di energia elettrica è stata superiore al consumo. Negli anni 70 anche ha raggiunto 15 miliardi di kilowattora l'anno contro 10 miliardi di kilowattora di consumo, quindi 5 miliardi l'anno di kilowattora venivano esportati in Italia e venduti al nord per il fabbisogno energetico del triangolo industriale e anche degli altri paesi europei.